Benvenuti a tutti amici di mattoscacco.com ed eccoci qui ritrovati in una nuova video lezione. La partita è stata giocata nel 1971 e al bianco abbiamo il grande protagonista Anatoly Karpov. Il bello del suo gioco è che è sempre molto lineare e chiaro. Ciò non vuol dire semplice, ma ha sempre le idee ben chiare e si possono notare sin dalle prime mosse. Quindi noi riusciamo sempre a capire lui che cosa ha intenzione di fare. Per questa partita viene utilizzata una difesa siciliana, quindi le mosse classiche sono E4, seguito da C5, cavallo F3, D6, solita spinta, D4, pedone per, cavallo per, cavallo F6 puntando il pedone, cavallo C3, A6 per impedire le varie entrate di cavallo e alfiere in E2 togliendo l'alfiere per fare un arrocco. Siamo così all'interno della variante Naerdorf e vediamo come continua. Il nero decide di giocare la spinta E5, una spinta che io personalmente non ho mai adorato, anche perché rende questo pedone in D6 debole, arretrato e quindi sotto possibili attacchi. Tuttavia il nero si è difeso sulle entrate di cavallo in B5 e quindi dovrebbe essere abbastanza tranquillo. Perciò il cavallo si ritira in B3. Segue poi alfiere E6, sviluppando l'alfiere campochiaro, F4, andando così a spingere di 2 caselle il pedone relativo all'arrocco corto. Donna C7, una delle case migliori nella difesa siciliana per la donna. A4, cavallo C6, sviluppando anche il cavallo. F5, a questo punto il nero che cosa fa? O si ritira con l'alfiere, cosa poco vantaggiosa, oppure l'unica mossa che rimane da fare è quella di cambiarlo con il cavallo avversario. Quindi alfiere per B3, ovviamente pedone per B3 e donna in B6. Donna in B6 che impedisce l'arrocco perché va a occupare la casa G1 e allo stesso tempo crea pressione sull'impedonatura. Segue alfiere G5, dato che comunque questo alfiere nero ha poche possibilità di sbocco, il bianco decide quindi di cambiarlo, alfiere 7, in più questo cavallo è molto forte, perciò decide di cambiare l'alfiere per il cavallo, con alfiere F6. Segue cavallo D5, facendo una forchetta fra donna e alfiere, anche se l'alfiere è comunque protetto. Dopo cavallo D5 segue donna 5 con relativo scacco. A questo punto il re o si sposta o viene coperto dalla donna. Qual è il problema? Che se la donna copre il re, dopo il cambio di donne, a questo punto il re è costretto a mangiare e una volta che si è spostato il re non è più possibile arroccare, quindi il bianco ha perso la possibilità di arroccare. Tuttavia analizziamo un attimo la posizione. Il gioco è abbastanza chiuso perché ci sono i pedoni bloccati, ci sono solamente 2 pezzi leggeri, le donne non sono più in gioco, il re non ha alcun problema anche se si trova al centro della scacchiera e adesso vedremo come anzi questo re sarà molto partecipe all'attacco. Quindi dopo i vari cambi abbiamo alfiere G5, scacco e il re addirittura anziché indietreggiare avanza in D3. Quindi cambiate le donne, non c'è alcun tipo di pericolo. Il nero arrocca, arrocco corto, H4, alfiere in D8, ritirata totale, torre in A va in C1, andando su questa colonna semiaperta, A5, bloccando le entrate e sostenendo anche un'eventuale entrata di cavallo in B4, re in D2, torre in B8,
G4, sostenendo così l'avanzata dei pedoni, cavallo in B4, alfiere C4, cavallo per D5, scambio di pezzi. Ok, a questo punto il nero prosegue con G6 per cercare di rompere un po' la catena di pedoni, F per, e ovviamente questo pedone è inchiodato, quindi H per, Re D3, Re G7 togliendosi dall'inchiodatura, H5, alfiere B6, andando a ottenere questa bellissima diagonale, torre H3 e alfiere C5, andando a togliere la colonna aperta della torre in C1. Segue poi F6, pedone per G6, Re per G6 e raddoppio di torre sulla colonna H. A questo punto il Re già inizia a trovarsi alle strette, torre in B va in E1, torre H7, la torre è entrata in settima traversa. Abbiamo già visto in diverse video lezioni di Matto Scacco quanto è importante entrare in settima traversa, ovviamente dello schieramento avversario, per catturare o muoversi dietro ai vari pedoni. Quindi torre H7, andiamo avanti, Re G5, il Re cerca di togliersi dal tiro delle torri, Re E2, onde evitare che il Re nero possa scappare, Re F4, torre in 1 va in H3, evitando che appunto il Re possa continuare la sua fuga, alfiere in D4, torre in G7, e qui il nero abbandona, anche perché la prossima mossa, che ovviamente non si può evitare, è torre in F3 con scacco matto. Il Re non si può muovere più in nessuna direzione.